Depositate dalla Santa Benessere in Social alcune revisioni al progetto definitivo del porto di Santa Margherita Ligure, più spazi alle associazioni e verranno anticipati i lavori alla diga e ai pontili. Una nuova residenza per anziani a Mezzanico, il progetto all'avanguardia prevede 92 ospiti per la creazione di 45 posti di lavoro, oggi la presentazione alla popolazione. Dopo la grande assemblea diocesana del giugno scorso riprende il cammino pastorale questa sera al centro di San Salvatore, intervento di Don Luca Mazzinghi sul tema Dal Vangelo la buona forma della vita. Una mattinata con Anton Maria Maragliano, i lavori degli studenti del Luzzati esposti all'Auditorium San Francesco di Chiavari, la mostra visitabile sino a domani. 72esimo compleanno del Villaggio del Ragazzo, nello spirito di Don Nando la famiglia villaggina si riunisce al Chiarella di Chiavari per la festa insieme ai senza fissa dimora e agli ultimi. Calcio, prosegue lo stato di impasse per la Virtus Entella che attende una pronuncia per riprendere le gare di campionato. Il mister Boscaglia sollecita una risposta concreta dalla federazione. Buongiorno a tutti e ben arrivati al TG13. Siamo all'inizio di un nuovo anno pastorale che la Chiesa di Chiavari aprirà con il convegno che si celebrerà questa sera al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno. Dopo il cammino sinodale, i cui frutti sono confluiti nel documento programmatico presentato dal Vescovo Alberto Tanasini nella Grande Assemblea Diocesana del 10 giugno, riprende il lavoro ispirato dal tema del convegno, la forma buona del Vangelo in ascolto dell'Evangelista Luca. Ad aiutare la riflessione quest'anno sarà Don Luca Mazzinghi, insegnante alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale al Pontificio Istituto Biblico. Nello specifico il relatore approfondirà il tema Dal Vangelo la forma buona della vita. Il programma del convegno prevede alle 19 l'accoglienza al centro di San Salvatore, a seguire la cena e alle 20:15 la preghiera, l'introduzione del Vescovo Alberto Tanasini e poi l'intervento di Don Mazzinghi e il dibattito in assemblea. Telepace riprenderà in diretta i lavori del convegno diocesano che saranno trasmessi su Telepace 1 al canale 15. Ora veniamo alla cronaca. A quasi un anno di distanza dalla presentazione agli uffici comunali, avvenuta il 29 dicembre del 2017, oggi la Santa Benessere in Social ha depositato alcune revisioni al progetto definitivo per la riqualificazione del porto di Santa Margherita Ligure. Sentiamo. Più spazi alle associazioni che hanno sede nell'area portuale, modifiche al cronoprogramma per realizzare subito i lavori di rafforzamento, la diga sottoflutto, la sostituzione dei pontili, l'impianto antincendio e una piazzola di atterraggio per l'elisoccorso. Inserendo queste modifiche a quasi un anno di distanza dalla presentazione in comune della documentazione, la Santa Benessere in Social ha depositato oggi negli uffici dell'urbanistica una revisione al progetto definitivo del nuovo porto di Santa Margherita Ligure. Viene migliorato in alcuni aspetti che sono quelli che riguardano la sicurezza, gli spazi per le associazioni, alcune disposizioni di esigenze di tipo portuale soprattutto. Direi che forse la caratteristica principale è proprio quella di trasformare quello che oggi è un retro, il retro del porto, in un fronte della città. Cuore centrale del progetto resta la piazza che si affaccia sul mare e che verrà realizzata sul retroporto, da dove partirà una promenade al di sotto della quale troveranno spazio, servizi e attività. Il passo successivo del progetto dal punto di vista burocratico è adesso il passaggio in Consiglio Comunale. Noi con il protocollo di questa mattina diciamo che tutto quello che dovevamo e potevamo fare abbiamo fatto, finisce qui per noi, adesso spetta all'amministrazione che sul progetto ha già fatto la sua istruttoria tecnica, poi è intervenuta una commissione politica la quale ha svolto con sedute pubbliche tutta una serie di valutazioni e a questo punto credo che si debba passare all'approvazione e all'avvio dell'iter autorizzativo definitivo. Una volta iniziati, i lavori dovrebbero concludersi in 5 anni per un investimento compreso tra i 30 e i 40 milioni di euro. La revisione, sottolinea la società, è frutto di un lavoro di confronto e dialogo con tutti i soggetti che trovano spazio e vivono il porto sammargheritese. Abbiamo approfondito i temi degli spazi a terra, sono stati meglio individuati, meglio definiti e direi anche aumentati. Sono aumentati per loro gli spazi a terra, oltre le concessioni attuali. Sono aumentati i posti barca, sono aumentati i posti barca a pontile e tutto questo nell'interesse dell'associazione e ovviamente sono rinunce fatte da Santa Benessere.
sorgerà in località Pratolungo di Mezzanego una nuova residenza sanitaria per anziani. Il progetto sarà illustrato nel pomeriggio di quest'oggi al Polo Scolastico Davide Spineto a partire dalle 18. Nelle intenzioni dell'amministrazione c'è la realizzazione di una struttura efficiente e all'avanguardia con nuclei specializzati a trattare le patologie degenerative come l'Alzheimer. Sentiamo. Una struttura di 4.500 metri quadrati, sviluppata su 5 piani, compresa di centro diurno e divisa in 4 nuclei. La nuova casa di riposo costerà circa 7 milioni di euro, di cui 90.000 già concessi dalla Regione, e chi si prenderà carico della costruzione avrà la struttura in concessione per 35 anni. Il progetto prevede l'impiego di tecniche costruttive innovative che renderanno l'edificio autosufficiente dal punto di vista energetico e all'avanguardia tra le strutture sanitarie del Tigullio. Con questo progetto veramente vogliamo dotare il territorio di Mezzanego, a Valle Sturla, ma mi permetto di dire l'intero Tigullio, di una struttura unica, perché il centro per l'Alzheimer come progettato è un unicum per il territorio del nostro Tigullio e anche della provincia di Genova. Sarà una struttura innovativa, all'avanguardia, con tutti gli standard di qualità sia dal punto di vista sia medico che, appunto, dicevamo, dal punto di vista energetico, capace di dare delle risposte concrete purtroppo a una delle patologie dei nostri tempi, che colpisce più duramente e che influisce anche tanto sulla vita familiare. Vogliamo veramente creare un ambiente idoneo perché purtroppo è afflitto da queste patologie. Questo nuovo progetto quanti posti di lavoro garantirebbe? Saranno creati dai 45 ai 50 posti di lavoro. E anche qua nella convenzione che sarà mandata in gara sarà data la priorità ai residenti nel comune di Mezzanego e allo stesso tempo ci saranno anche delle tariffe convenzionate per i residenti, per il comune, e un canone di concessione che il soggetto attuatore e gestore dovranno versare annualmente al comune di Mezzanego. Sono stati oltre 300.000 i passeggeri che dall'inizio di gennaio ad oggi hanno viaggiato a bordo dei bus della linea 82 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino. 210.000 di questi solo nel periodo estivo, quando le corse erano una ogni 15 minuti per una media giornaliera di 1.350 viaggiatori. Un bilancio positivo per ATP, che ha raccolto riscontri favorevoli da parte dell'utenza servita. Dal 1° di ottobre la linea tornerà agli orari della stagione invernale, con 30 bus in partenza e 30 bus in arrivo. L'intensificazione rimarrà comunque in vigore nei giorni di massima affluenza, come i ponti e festività. Nelle giornate dell'8 e 9 dicembre e poi dal 22 dicembre al 31 dicembre le corse in partenza e in arrivo saranno 55. Una mattinata con Anton Maria Maragliano. Gli studenti delle classi quarta e quinta del liceo artistico Luzzati di Chiavari sono coinvolti nella mostra allestita nel foyer all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Dall'esperienza di alternanza scuola e lavoro sono scaturiti gli elaborati esposti sino a domani nel Teatro Chiavarese. Il nome Informaarte nasce proprio dall'unione della parola informare e arte, e nel progetto la cosa importante era dare l'opportunità ai ragazzi del Luzzati di portare informazione proprio riguardo a questa opera di restauro importante che si svolgeva all'interno dei laboratori delle aule del Tribunale, portarla fuori e renderla, diciamo, fruibile anche dal pubblico normale. Si sono occupati del seguire le fasi del restauro delle 2 casse processionali che sono presenti nelle nicchie della cattedrale di Chiavari. Hanno seguito le fasi del restauro proprio sul cantiere di restauro, fotografando le varie fasi e poi sviluppando sotto l'aspetto grafico l'impostazione dei pannelli che adesso sono esposti qui nell'Auditorium di Chiavari. Questa è stata una cosa molto interessante, perché portare un artista di un'epoca piuttosto vecchia nei giorni di adesso vuol dire che si cerca di tenere sempre alto il valore dell'arte. Qual è il rapporto tra l'artista Maragliano e la città di Chiavari, il nostro territorio? Sì, in effetti è un rapporto molto intenso e particolare, è presente spesso a Chiavari, lo sappiamo dagli atti notarili che riguardano appunto le commissioni di Maragliano, che via via vengono realizzate per Chiavari. Abbiamo questi 2 centri importanti, le confraternite di Sant'Antonio Abate e di San Francesco, che all'interno
come dire, raccolgono sodalizi di minore importanza, ma che sono dedicati uno a San Sebastiano, uno a San Rocco, uno alla Addolorata. Si celebra domani in diocesi la giornata ecumenica per la custodia del creato. Le chiese cristiane del Tigullio si riuniranno per un momento di preghiera e di riflessione nella Baia del Silenzio a Sestri Levante. Alle 15:30 al ritrovo dai ruderi di Santa Caterina e all'inizio della celebrazione. Seguirà il cammino silenzioso in baia e la sosta all'oratorio di San Pietro con riflessione di Giorgio Bavestrello. Quindi la salita al convento dei frati Cappuccini, la conclusione della celebrazione e un momento di rinfresco in fraternità. Il tema di approfondimento quest'anno sarà coltivare l'alleanza con la terra. Secondo una tradizione ormai consolidata negli ultimi anni, il Villaggio del Ragazzo celebra l'anniversario di fondazione con una festa condivisa con tutta la comunità diocesana ed in particolare con le persone povere e bisognose. Domani nell'area del Franco Chiarella, dove ha sede il dormitorio diocesano, si terrà il pranzo animato dalla presenza di poveri e senza fissa dimora. Sentiamo l'invito di prete Rinaldo Rocca. Invitiamo come villaggio, insieme al Vescovo, a celebrare i 72 anni dell'opera diocesana Madonna dei Bambini. I primi invitati sono i nostri amici, soprattutto i senza dimora, ma un po' i poveri, perché possano avere un giorno un po' diverso di amicizia, di fraternità, di festa, di musica, di incontro tra di loro e con persone che, come possiamo dire, fanno la vita normale. Invitiamo gli amici del villaggio a condividere questo momento e invitiamo anche chi può a dare una mano nel servizio, che è sempre una bella cosa perché si sta insieme e la convivialità è un bel segno, ecco, proprio di partecipazione, e si rende possibile anche questo attraverso il volontariato, il mettersi a disposizione. Ci ricordiamo che Don Nando ci ha insegnato questo spirito di accoglienza, di condivisione, non di chiusura, di dare spazio alle persone che bussano anche silenziosamente, anche senza urlare, senza gridare, e che il Signore ci doni questa apertura del cuore e della mente senza avere troppe paure, ma alimentando in noi la disponibilità a riconoscerlo nelle persone che hanno più bisogno di affetto, di accoglienza e di servizio. E domani nella sala Bo di Palazzo Fascia Sestri Levante si terrà un incontro per approfondire il tema del fattore famiglia, strumento che si prefigge di migliorare la fiscalità applicata all'erogazione di prestazioni sociali e sociosanitarie rivolte alle famiglie. L'incontro si aprirà alle 9 con il saluto dell'amministrazione e l'introduzione di un rappresentante del Forum delle associazioni familiari. Seguiranno gli interventi di Roberto Bolsonaro e Maurizio Bernardi su vari argomenti, dai limiti ISEE alle politiche familiari integrate e all'applicazione del fattore famiglia nei comuni. L'incontro è aperto al pubblico. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi tutte le altre notizie e lo sport. Il lavoro chiede di più di promesse e sussidi, questo è il titolo di Avvenire, con le parole del presidente della CEI, i vescovi preoccupati per le restrizioni all'asilo. Il presidente Bassetti, a conclusione del Consiglio permanente, illustra criticità e attese sulle politiche per il Paese. E a proposito di politica, la legge finanziaria, la legge di stabilità, il governo va al massimo, misure in deficit al 2,4%. Accordo di maggioranza, Tria cede 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. E poi ci sono aumenti più 6, 7 e 6%, elettricità, gas e stangatina per le famiglie. Torna a risplendere la Cappella della Sindone, completato il restauro dopo il rogo di 21 anni fa a Torino. Ma veniamo all'interno di Avvenire, educazione alla cittadinanza, la sfida lanciata dai comuni. È partita la campagna sulla proposta di legge che introduce la nuova materia nelle scuole italiane.
Iniziativa ANCI, un'ora alla settimana per i ragazzi e appunto educarli alla responsabilità civile. A Firenze un seminario del MIUR. E siamo sul secolo XIX, il decreto ora c'è, ma le misure sono al ribasso. La rabbia di Genova, insorgono sindacati, imprese e porti, gli sfollati abbiamo paura. E autostrade, fuori da tutto, Toti, c'è il rischio di ricorsi e tempi lunghi. A fianco invece una notizia di cronaca che arriva da Sanremo: accoltella il medico e lo uccide per una diagnosi ritenuta sbagliata. E poi a Sesti Levante, offensiva anti-Punteruolo, 100 palme finiscono in cura. Vediamo nelle pagine interne del secolo XIX, nelle pagine del Levante. Via i trattamenti d'urto per tenere lontano il coleottero, altri 300 alberi sono a rischio per mancanze di risorse. Casarza Ligure invece su pianti di proprietà di privati ci sono contaminazioni. Salvo il verde cittadino ma non cala la guardia a Moneglia. Sempre sul Levante, maxi pullman turistici, il doppio filtro pronto a scattare il 1° ottobre. Siamo nel Tigullio occidentale, stop all'uscita del casello A12 di Rapallo e controlli a ruta, ma l'Ascom di Santa Margherita pone le sue condizioni. Parliamo di un appuntamento che riguarda Casarza Ligure e che da quest'anno raddoppia. Vediamo la notizia pubblicata sul nostro sito internet teleradiopace.com. Domani festa di San Michele. Nel comune di Casarza Ligure si svolgerà la tradizionale fiera, che però sarà protratta anche per la giornata di domenica. La manifestazione quindi sarà allestita per l'intero fine settimana. Una fiera che sarà anche più grande in seguito all'ampliamento degli spazi, che accoglieranno circa un centinaio di operatori e numerose attività collaterali. In questa occasione saranno disposte alcune modifiche alla viabilità. Sia sabato sia domenica la provinciale 38 di Novano sarà interdetta temporaneamente alla circolazione veicolare tra l'innesto con la provinciale 523 di Centocroci e per circa 100 metri dall'incrocio della provinciale per Novano con piazza Aldo Moro e via Gramsci. Il provvedimento resterà in vigore dalle 6:30 del mattino sino alle 20. Andiamo ora in redazione per vedere se ci sono altre notizie. Per noi oggi Giacomo Rizzi. Grazie Cristina. Ad Apallo continuerà oltre il periodo estivo l'iniziativa Free Citybus. Il servizio è navetta gratuito che cerca di disincentivare l'utilizzo dei mezzi privati per gli spostamenti cittadini. L'iniziativa è promossa dal Comune e da ATP e mette a disposizione 2 minibus, Iveco Turbo Daily, con almeno 19 posti a sedere ciascuno. Non saranno più 2 tratte, ma dal 1° ottobre ne rimarrà una sola, su cui saranno operativi entrambi i mezzi. Il percorso rivisitato non toccherà più la frazione di San Michele di Pagana, che era utile in periodo estivo per le spiagge, ma si addentrerà nelle zone periferiche e residenziali della città. Dal nuovo capolinea collocato in via Pietrafaccia, che si trova nel quartiere di San Rocco, percorre la città fino al quartiere di Sant'Anna. La decisione di prorogare il servizio nasce dal grande successo riscosso nella stagione estiva e dalla presenza di numerosi cantieri, che rimarranno in città anche nel 2019. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, apriamo ora la pagina di sport, calcio. Lo stato di impasse sulle sorti della Virtus Entella sta suscitando perplessità e disagio nella squadra, che prosegue la sua preparazione in attesa di sapere in quale campionato potrà giocare. I dubbi sono espressi dall'allenatore Boscaglia, che sollecita una risposta soprattutto alla Federazione Italiana Gioco Calcio, che possa mettere la parola fine alla vicenda. Mister, passano i giorni e si continua a non giocare. Le chiedo quanto sta diventando complicato gestire questa situazione. Molto, molto complicato, perché non c'è un obiettivo finale, tra virgolette, non c'è una data per poter programmare, preparare un qualche cosa. E quindi ogni giorno ci si inventa qualcosa per poter tenere sempre sulla corda i ragazzi, sempre a 1000. Non è facile, ma ci proviamo. Quanto è importante dal punto di vista fisico questo mese, perché comunque vada, qualsiasi categoria l'Entella dovrà affrontare, si giocherà praticamente ogni 3 giorni. È vero che la rosa è lunga, ma non è stata costruita per giocare ogni 3 giorni. Nessuna rosa è così lunga da poter poi affrontare quello che dovremo affrontare noi, e quindi diventa difficilissimo. Io non voglio fare vittimismo, a me non piace farlo, però devono capire che non è possibile che si prolunghi ancora questa agonia. Per quanto possiamo provare a comprendere, prova a descriverci l'umore anche della squadra e dello spogliatoio in questo momento.
Ma l'umore non è basso, nel senso che comunque il collegio di garanzia ci ha dato tra virgolette, una botta di vita a livello adrenalinico, quindi noi siamo consapevoli di quello che il collegio di garanzia ha sentenziato e quindi siamo tranquilli e sereni da questo punto di vista. Il problema è che non c'è una data per quando si debba iniziare. La problematica vera e propria è questa, che qualcuno adesso ci dica qualcosa, soprattutto parliamo della FIGC, deve prendere atto secondo me di quello che è successo e quindi riammettere intanto la squadra in B per come vuole il collegio di garanzia. Poi a data da destinarsi, quando sarà l'eventuale ricorso al TAR che la Lega ha fatto, vedremo, ma intanto giochiamo. Domenica prossima ritorna a Ricò del Golfo in Val di Vara sulle antiche vie religiose, la terza edizione dell'iniziativa sportivo-culturale di alpinismo lento organizzata dall'associazione Mangia Trekking con il patrocinio del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e del Parco Regionale di Monte Marcello Magra. Quest'anno l'iniziativa si svolge in occasione della festa di Val di Pino e partirà alle 9:30 davanti al Palazzo Comunale di Ricò del Golfo per poi attraversare i borghi di Ponzò, Camedone, Bovecchio. Si giungerà sulla cima della collina che sovrasta il territorio e si visiterà il santuario di San Gottardo. Poi il percorso proseguirà verso il borgo di Falabiana sino al paese di Val di Pino, dove la confraternita di San Michele con un minimo contributo preparerà un pranzo a base di tagliatelle alla contadina, sgabei e prodotti tipici locali. L'escursione si concluderà intorno alle 17:30 con il ritorno a Ricò del Golfo. L'evento, aperto a tutti e gratuito, e si svolgerà in condizioni meteo possibili. Siamo così giunti al termine di questa edizione del TG13. Vi ricordo che la nostra informazione serale ritorna alle 19:15 in diretta. Dalle 20:15 circa in diretta dal Villaggio del Ragazzo invece trasmetteremo i lavori del convegno diocesano 2018. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.